Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Oggi sono qua nella nostra azienda agricola e sono a ridosso di questo specchio d'acqua che è chiamato macero. Il macero era una macchia d'acqua che era creata all'interno delle aziende agricole per mettere a macerare le canne della canapa, un'usanza che ormai da noi oggi non c'è più, però a ricordo di questa presenza nelle aziende agricole si possono ancora trovare i sassi da macero, che infatti anche qui a Valgrande sono a chiusura perimetrale delle nostre aiuole. E da sempre io prendo spunto guardandomi attorno, guardando la natura e in questo periodo guardando soprattutto per terra alla ricerca delle erbe spontanee che utilizziamo per la preparazione dei nostri menù. Infatti in questo fine settimana si potranno assaggiare le fettuccine con le erbe di campo oppure il risotto con un'altra tipologia di erbe tipo il rosolaccio e il formaggio asiago. Accanto a queste preparazioni poi si possono assaggiare i classici bigoli con i ragù di corte o i nostri arrosti di carne. Se anche voi siete curiosi di assaggiare i nostri menù primaverili, io vi invito a venirci a trovare in questo preciso periodo dell'anno e lo potrete fare però sempre con la solita modalità, quindi prenotando il vostro tavolo attraverso i contatti che troverete tra le pagine social o tra le pagine del nostro sito. Per il momento io ne approfitto per godermi questa bellissima giornata di marzo e vi auguro una buona settimana. Ciao!